Signori, stamattina ho notato che voi state arrabbiato con me. Ma perché? Cosa ho fatto? Ho mancato forse a qualche dovere, nannè. Non lo so se mi avete mancato. E allora? Chi sono segre? Voi parlate così mazzecata e ha ragione potesse sapere. La ragione con questa sentite. Qual è? Rammentate ieri sera a Torretta, quella sarta di bianco vestita che chiamaste col nome Concetta. Sì, sì. La chiamaste e faceste il sorriso. Ma m'avete lo scemisso. E tirando ne venne il contrasto. E perciò non toccammo sto tasto. Questo tasto bisogna toccare. Infelice, trattarmi così. Se sapeste che tengo a narrare, rimarreste di sasso voi qui. Già che noi ci troviamo, narrate. Vi dirò, l'altro giorno mamma Cosa fece la mamma? vi incacciò che voi stando affacciato Beh? parlavate a Rosella Lillà. E chi è Rosella? La cognata Cristina. E chi è Cristina? La sorella Carmela. E mamma dove stava? In cucina. Guardava e teneva la candela. Già, la tenne per forza maggiore. Signori, mo facito un favore di a mamma che esse è proprio in un chiasto. E perciò non toccamo sto tasto. E v'avverto una cosa, sentite, nata volta dicite a mamma che se essa s'affaccia o sapite, a potria veramente sciaccà. La fiacca. Sì. Ah, volete ragione. Sì signora, così voglio fa. Voglio stare affacciato al balcone e con Rosa ma voglia spassare. Divertirvi, assassino che siete. Lusingarmi perché domandino. Perché signori voi mi avete fatto proprio passare l'ugulia. Ve passate lo dite ridendo. E sia così mo dicevo piangendo. E piangendo poi viene il contrasto. E perciò non toccamo sto tasto.